Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio Eleonora Di Maria, docente di gestione d'impresa all'Università di Padova. La sua presenza qui è collegata ad un'iniziativa di Confartigianato Imprese del Veneto che ha organizzato 3 appuntamenti dedicati all'economia circolare. Il primo si è tenuto a Treviso e ha avuto focus sui rifiuti, il secondo si terrà il 24 di novembre a Padova, invece si parlerà di energia, il terzo poi con l'anno nuovo nel Vicentino e là si parlerà di acqua e risorse idriche. Detto ciò, iniziamo dal termine. Economia circolare che cos'è? Buongiorno a tutti. Economia circolare dovrebbe essere il nuovo modo di produrre. Noi siamo abituati e viviamo in un mondo cosiddetto dell'economia circolare, quindi prendo, uso e getto. L'economia circolare dovrebbe essere invece un'idea di pensare la produzione, di pensare il consumo in cui prendo, uso, non getto ma o riuso o riciclo, oppure ho la possibilità di riprogettare il prodotto, quindi immaginare un mondo a rifiuti zero. Questa dovrebbe essere l'idea dell'economia circolare, in cui si pensa a un prodotto per cercare di utilizzarlo il più a lungo possibile, di immaginare di progettarlo in modo tale che possa essere smontato, disassemblato, possano essere riparate alcune parti, invece altre che funzionano, mantenerle. E eventualmente nel caso in cui poi ci siano dei rifiuti, questi rifiuti in realtà non vengano buttati in discarica, che oggi è uno dei problemi che viviamo quotidianamente, quanto piuttosto pensare che da quei rifiuti ci possa essere un enorme valore. Faccio un esempio, le bucce delle arance, gli scarti delle arance che sono appunto un rifiuto, ci sono delle aziende che le recuperano e fanno dei tessuti. Quindi questo è un modo di dare valore a qualcosa che altrimenti verrebbe buttato. Questa è una sorta di economia della sostenibilità. In natura in realtà lo zero è una tendenza. Quanto si può veramente recuperare di un prodotto, mediamente? Guardi, in realtà dipende molto da come è progettato, da quelli che sono i materiali. E ci sono molti casi in cui i prodotti possono essere recuperati anche all'80, al 90, anche al 100%. Dipende veramente da un lato come si pensa il prodotto in sé, quindi che materiali vengono utilizzati, e quindi da questo punto di vista oggi per esempio nell'idea di economia circolare si dovrebbe per esempio pensare di utilizzare dei materiali o rinnovabili o che possono essere riciclati. Un'attenzione verso la plastica è per esempio la possibilità di pensare a una plastica che possa essere recuperata al 100%, oppure la possibilità di utilizzarlo più a lungo possibile, e quindi anche da questo punto di vista è un valore che il prodotto può avere, quindi cercare di allungare il più possibile la sua vita. Io ho appena letto un libro in cui invece si denuncia proprio come in anni recenti, a seguito dell'imperante consumismo, gli stessi prodotti vengano realizzati con una sorta di scadenza, proprio per incentivarci a comprarne di nuovi. Ecco, in questo non teme che possiate essere accusati di favorire la decrescita, ma che vuol dire anche meno economia, meno occupazione? Allora, guardi, uno degli aspetti ha centrato proprio il tema, quello che si chiama obsolescenza programmata. Quindi questo è un tema che viene da lontano, addirittura negli anni 20 i produttori di lampadine si erano messi d'accordo, avevano fatto un cartello per far durare la lampadina non più di 1000 ore. Era un accordo appunto economico in cui si diceva il prodotto funziona fino a un certo punto, dopodiché si rompe, e quindi rompendo si crea nuova domanda, nuovo consumo. Questa è un po' l'idea dell'economia circolare. Immaginare di pensare all'economia invece lineare, all'economia circolare è proprio l'opposto, e quindi a questo punto di vista ci deve essere una convinzione anche delle opportunità economiche, anche di crescita che possono essere legate all'economia circolare. Di crescita, non decrescita. Non decrescita. L'idea dell'economia circolare, io l'abbino, ma non solo io, ha una parola chiave che è innovazione. Cioè non si può fare economia circolare senza immaginare di fare un'attività di ricerca e sviluppo sui materiali, di pensare di capire come attraverso uno scarto si può generare un prodotto totalmente nuovo. Uno degli esempi che è stato anche raccontato in maniera molto interessante all'incontro tenutosi a Treviso, organizzato da Confartigianato Veneto, è quello di Alisea, di Susanna Martucci, che ha creato una matita dalla grafite che rappresentava uno scarto e che ha in realtà attraverso un processo di innovazione ottenuto un brevetto, e attraverso un brevetto una matita che può essere totalmente riciclata e riutilizzata. Quindi, ecco, ma in termini etici e di sostenibilità è indiscutibile. In termini di occupazione
creazione di valore aggiunto al prodotto? Sicuramente l'economia circolare può far aumentare il valore del prodotto perché c'è un'innovazione nei materiali, perché il prodotto dura di più e quindi a questo punto di vista c'è anche un maggior valore che viene dato. Chi ama il consumismo direbbe se dura di più e ne vendiamo di meno. Da questo punto di vista deve cambiare anche la logica delle imprese e sottolineo due aspetti. Il primo è che molto spesso, o meglio, l'idea di economia circolare richiede che le imprese appunto non vendano necessariamente un prodotto ma vendano un servizio, quindi l'idea di accompagnare i consumatori diciamo, a utilizzare quel prodotto in maniera sempre più lunga. Per esempio un caso che ha fatto scuola è il caso Patagonia, che vende abbigliamento sportivo e che addirittura vende, diciamo, mette a disposizione, quando vende, non so, le giacche sportive ai suoi consumatori, un kit per riparare o per cucire i buchi, no, da soli, e questo aumenta il valore della marca, aumenta comunque la fedeltà, e quindi anche se i prodotti durano di più, comunque magari il consumatore acquista anche qualcos'altro, oltre a una serie di servizi che l'impresa può mettere a disposizione. Perché l'economia circolare viene definita un settore ad alta vocazione artigiana? Uno degli aspetti, diciamo, di opportunità per le imprese artigiane è sicuramente quello dello spazio legato al mondo della riparazione e del recupero dei prodotti. Gli artigiani, diciamo così, c'è un enorme numero di imprese che proprio sono specializzate nel recupero e nella riparazione. Oggi ci sono anche a livello internazionale spazi, anche nelle città, in cui gli artigiani possono entrare in contatto con i consumatori che vogliono che il loro prodotto, invece di essere buttato, possa essere riparato, e quindi da questo punto di vista ci sono delle competenze straordinarie nel mondo artigiano per riparare, rimettere in moto magari dei prodotti che altrimenti il consumatore non saprebbe molto spesso dove riparare e come riparare, proprio perché, come diceva lei, diciamo così, molto spesso le imprese che vendono quei prodotti incentivano con un prezzo più basso il consumatore a buttarlo via, e invece oggi c'è una attenzione sempre maggiore dei consumatori verso la sostenibilità, verso l'idea di poter riparare i prodotti, utilizzarli di più, avere un danno minore verso l'ambiente. In questo sicuramente le imprese artigiane possono dare una mano. Ecco, diciamo che voi dovete vincere in qualche maniera, anche perché il pianeta ha bisogno di sostenibilità, però in questo momento è un po' la battaglia, mi sembra, di Lilliput contro Gulliver, perché i dati che sono stati forniti dimostrano che l'economia, ad esempio in Europa, è decisamente spezzata in due. Cioè l'Italia è al primo posto come occupati nell'economia circolare fra i paesi, definiamoli, più avanzati economicamente, ma è coda rispetto a paesi economicamente di seconda fascia, tant'è che i paesi in cui l'economia circolare, leggo, è più sviluppata sono la Lettonia, la Lituania, la Croazia, la Polonia, la Slovenia. Mentre dietro di noi ci sono tutti gli altri, cioè la Spagna, il Regno Unito, la Francia, la Germania. Cioè, sono equilibri completamente rovesciati rispetto all'economia reale quotidiana. Guardi, sicuramente l'Italia si colloca ai primi posti dell'economia circolare perché essendo un paese di fatto povero di materie prime, diciamo, di fonti anche energetiche, e avendo grandi capacità manifatturiere e di ricerca, di necessità virtù, e quindi le imprese, tantissime imprese artigiane e anche più grandi, hanno saputo proprio riuscire a recuperare, inventare nuovi materiali, riutilizzarli anche in settori che potevano essere apparentemente molto diversi, quindi ci sono risultati molto significativi da un punto di vista del recupero, del riciclo nell'Italia anche rispetto al contesto europeo, e quindi questo è sicuramente un motivo per cui l'Italia è ai primi posti. È anche vero che rispetto ai paesi che citava sono paesi magari più piccoli che puntano su alcuni settori che potrebbero essere già di punta sul fronte dell'economia circolare. Ma era per dire che è un'economia rovesciata, insomma la battaglia è importante, ma è anche dura. È impegnativa, tra l'altro impegnativa nell'idea di contrastare appunto quello che si diceva dell'economia lineare, perché tendenzialmente l'economia lineare, quindi l'idea che produco e butto in discarica,
ha comunque una serie di vantaggi per il consumatore, perché i prezzi sono più bassi, perché comunque una serie di costi non vengono contabilizzati. Su questo però l'Unione Europea sta cercando appunto di dare una svolta decisiva in modo tale che tutti si muovano nella stessa direzione, proprio perché da pochi mesi è stato approvato un pacchetto sull'economia circolare che punta assolutamente al riciclo sia dei rifiuti urbani che diciamo, del mondo degli imballaggi, che sono uno degli ambiti in cui c'è maggiore produzione di rifiuti, proprio per spingere le imprese ma anche i consumatori ad avere soprattutto maggiore consapevolezza da questo punto di vista. Grazie. E, a dire questo, obiettivo che deve essere condiviso, perché, ripeto, il pianeta ha bisogno di sostenibilità, è Eleonora Di Maria, che è una docente di gestione delle imprese. Questo insomma avvalora la bontà di quanto abbiamo finora detto. Ricordato ciò, ricordiamo anche Confartigianato Imprese del Veneto, che organizza 3 incontri sull'economia circolare. Il primo c'è già stato a Treviso dedicato ai rifiuti, il prossimo sarà il 24 di novembre a Padova e avrà per focus l'energia, poi con l'anno nuovo si parlerà di risorse idriche in quel di Vicenza. Grazie alla nostra ospite, grazie a voi, alla prossima.